Siamo davanti all'Archivio di Stato di Napoli, nel complesso di San Severino e Sossio, un posto meraviglioso, 5 chiostri da visitare. C'è il chiostro del Platano col ciclo di vita di affreschi sulla vita di San Benedetto, quello di Antonio Solario, detto lo Zingaro, e poi 70 km di documenti da studiare. 70 km di documenti, qui c'è tutta la storia dell'Italia meridionale. Sapete che però una curiosità, nell'Archivio di Stato manca la grande parte dell'Archivio Angioino-Aragonese. Ma come? Proprio l'Archivio Angioino-Aragonese, quelli più importanti. E manca, sapete perché? Lo dovete sapere, perché nella Seconda Guerra Mondiale l'allora direttore ritenne opportuno giustamente prendere i pezzi migliori dell'archivio e portarli in sicurezza. Questa è una zona dove potevano arrivare bombardamenti, siamo troppo vicini al porto. Allora li portano tutti a San Paolo Belsito, a Villa Montesano, un paesino proprio vicino Nola. Là si riteneva che stessero al sicuro. La sfortuna volle che qui non caddero tanti bombardamenti, ma i tedeschi in ritirata il 30 settembre del 1943, proprio quando Napoli viveva le sue 4 giornate di liberazione, i tedeschi videro queste carte a Villa Montesano, chissà che credettero cosa fossero importanti, e diedero fuoco. E per questa infamità abbiamo perso i pezzi più importanti dell'Archivio Angioino Aragonese. Tuttavia l'Archivio di Stato di Napoli contiene ancora archivi straordinari, archivi di famiglie nobili, patrizie napoletane, c'è tutto l'Archivio Borbone, c'è il Catasto Onciario. Dato che ci sono 70 km di carte, cartuscelle, cartune, di carte, anche carte geografiche, oggi voglio parlare delle carte in lingua napoletana. Cacciamo le carte. Cacciamo le carte. Cacciare le carte vuol dire mettere sì le carte a terra, però in realtà spesso vuol dire cominciamo a preparare la documentazione per fare una cosa, cominciamo a cacciare carte per un matrimonio, per esempio, no? Magari un matrimonio riparatore. Chi le sta facendo carte favas? Cioè sta falsificando gli atti pur di raggiungere il suo obiettivo. Le carte entrano in tante locuzioni napoletane. Chi non vuole fa carta, quando non vuole addivenire alle tue condizioni, quando non vuole accettare la tua proposta, che ne so, che la guagliona mi sono dichiarata ma che non ha voluto fare carta. Non voler far carte vuol dire spesso pure non accettare un compromesso, non accettarlo, non voglio fare carta, non mi interessa. Che ne so, tu sei carta conosciuta. Quando una persona ormai è nota, insomma, sei inaffidabile, togliti da mezzo, tu sei carta conosciuta. E questo viene anch'esso dal gioco delle carte, quindi una carta segnata e quindi in qualche modo era facilmente riconoscibile. A proposito di giochi di carte, chi è una carta di 3-7 è un uomo della malavita, è un uomo che li là positivo, non mi ha martinato, insomma. Chi le non mi carte, non mi cartoni, invece è diverso, perché in questo caso è un uomo che non vale niente, ecco, veramente un uomo totalmente inaffidabile. Voglio caso stanno imbrugliando le carte, quando la situazione si sta complicando, si sta ingarbugliando troppo, in napoletano si stanno imbrugliando le carte. Mettimi le carte in terra, per favore, giochiamo a carte scoperte, dimmi la verità, mettimi le carte in terra. Carta canta, e dicono gli avvocati. Eh sì, certo, voglio. Qua le parole se le porta via il vento, i maccaroni regnano avanza, quindi solamente le cose probabili, solamente le cose documentabili con un documento, con una carta, possono servire in qualunque tipo di processo. Sarebbe il corrispondente napoletano del scripta manent verba volant. Tutte carte scritte, tutti documenti importanti, ma talvolta anche la carta bianca ha il suo significato. Tiene carta bianca vuol dire hai totale libertà d'azione e questo forse lo ricorderete, citazione cinematografica al film di Totò, I due colonnelli, quando il colonnello tedesco gli dice "Badate colonnello, io ho carta bianca", e tutti gli rispondono "e ci si pulisca il culo". A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa e allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, a cattata villa.